Sempre con te la tua radio preferita, Radio Padania Libera, senza più confini. Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo in apertura ai temi economici, perché si torna a parlare di una questione della quale avevamo già parlato in Onda Libera, e in particolare con il professor Borghi Aquilini, ovvero il Fondo Europeo di Redenzione. Redenzione è una parola che ha poco a che fare con la mistica e la religione, molto a che fare con l'ipoteca sui beni italiani. È una manovra sul debito pubblico della quale avevamo già parlato, ma che è tornata d'attualità. Vedremo in che senso. E poi naturalmente uno sguardo anche alla politica estera e a quanto avviene tra Siria e Iraq e non solo, le ultime notizie. Ma la prima pagina dell'agenzia ANSA, oltre al naufragio in Sicilia, il terzo nel giro di 2 giorni, si occupa anche in primo piano del messaggio che ha lanciato stamani in un tweet mattutino il Presidente del Consiglio Renzi, con la solita foto del cortile interno di Palazzo Chigi: buon lavoro a chi torna oggi in ufficio. L'hashtag è ciao vacanze, tanto per essere simpatici. Mentre 5 giorni dopo la diffusione del video della decapitazione del giornalista James Foley, dalla Siria è arrivata una buona notizia. Un altro reporter americano, Peter Theo Curtis, è stato liberato quasi 2 anni dopo che era scomparso nel sud della Turchia e trasferito poi in territorio siriano. La notizia è arrivata da Al Jazeera, secondo cui Curtis è stato oggi consegnato in Siria a un rappresentante delle Nazioni Unite. È stato consegnato ieri, per la verità, ma giustamente la notizia rimane in prima pagina sull'ANSA di stamani, anche grazie alla liberazione a una non meglio precisata mediazione condotta dal Qatar. Fonti della famiglia Curtis hanno poi confermato l'avvenuto rilascio al New York Times, e infine è arrivata anche la conferma ufficiale del segretario di Stato John Kerry. Originario di Boston, Curtis era stato sequestrato ad Antakya, nei pressi del confine siriano, nell'ottobre del 2012, mentre pianificava di andare in Siria. Il 30 giugno scorso era stato diffuso un video in cui lo si poteva vedere con i capelli e la barba lunghi, ma in discrete condizioni. Chiaramente, leggendo un testo, affermava di avere tutto ciò di cui aveva bisogno, tutto perfetto, cibi, abiti e anche amici. Affermazioni in forte contrasto con quanto raccontato da un altro ostaggio americano, il fotogiornalista Matthew Schreier, che era detenuto con lui in una cella dello Jabhat al-Nusra, il ramo siriano di Al-Qaeda che si è separato dallo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, il famigerato ISIS, anche per un disaccordo sui metodi brutali oltre che ideologico. Shearer è riuscito a fuggire dalla prigione in Siria nel luglio 2013. Ha raccontato di essere stato affamato dai suoi carcerieri, che lo hanno anche torturato. In un'occasione gli è stato messo uno pneumatico d'auto attorno alle ginocchia e poi è stato fatto rotolare a faccia in giù su un pavimento di cemento mentre veniva picchiato sulle piante dei piedi per impedirgli di camminare. Ma Shearer è infine riuscito ad aprire un piccolo varco nel muro della cella, abbastanza largo da poter uscire. Il suo compagno Carter, più robusto, non ce l'ha fatta, è rimasto incastrato e lo ha esortato ad andare via senza di lui. Secondo quanto scrive il New York Times, ci sono ancora almeno 3 cittadini americani detenuti dagli jihadisti in Siria, 2 uomini e una donna. Uno di loro, Steven Sotloff, compare in ginocchio nel video della decapitazione di Foley, mentre il boia incappucciato di nero in piedi accanto a lui, rivolgendosi direttamente al presidente americano, afferma: la vita di questo cittadino americano Obama dipende dalle tue prossime decisioni.
Rimanendo alle fonti di informazione online, vi segnalo dal quotidiano La Notizia, giornale.it, l'articolo di Stefano Sansonetti che ci riporta al tema, oggi peraltro abbastanza battuto, della spending review, cioè del taglio della spesa inutile. Affitti pazzi, in questo caso all'Agenzia delle Entrate, sono ben 483 i contratti d'affitto dell'Agenzia delle Entrate in tutta Italia, gli affitti costano 189 milioni di euro all'anno. Mentre il sito Dagospia ripubblica l'articolo di Federico Rampini per Repubblica sul terremoto a San Francisco, case distrutte, incendi, 87 feriti di cui 3 gravi, ma più dei danni pesa la paura del cosiddetto Big One, cioè il grande terremoto che potrebbe cancellare un pezzo della California dalle carte geografiche. E sempre rimanendo ai quotidiani online, dal quotidiano L'Intraprendente, l'articolo del direttore Giovanni Sallusti su Matteo Renzi, rottamatore inesistente, una mega intervista a Tempi, il settimanale di Comunione e Liberazione, mostra, secondo Sallusti, come Renzi vada benissimo a certo sottopotere italico che non ha mai remato per una rivoluzione liberale. Dalla richiesta di tempo per le riforme, che non abbiamo, alla retorica keynesiana sulla redistribuzione. Così muore la rottamazione, scrive il direttore dell'Intraprendente, il giornale d'opinione dal Nord online. Si segnala anche sull'Intraprendente l'articolo di Federica Dato, quel che non sapevano Vanessa e Greta sull'Islam, da Hamas all'ISIS, da Israele al burqa, le 2 volontarie rapite in Siria hanno studiato la lezione dell'Occidente politicamente corretto. Speriamo che l'Occidente e loro non debbano farci i conti, scrive Federica Dato. E infine l'articolo di Matteo Borghi sulla grande truffa europea sul prodotto interno lordo. A quanto ammonta il PIL italiano? Se pensate che ci sia una risposta chiara, un numerino preciso, vi sbagliate di grosso. Le stime ufficiali ci informano che dovremmo viaggiare intorno ai 1.560 miliardi di euro. Il debito è a 2.166 miliardi, il 138,8% del prodotto interno lordo. Da quando sono comparsi i risanatori alla Mario Monti, il rapporto debito-prodotto interno lordo, anche in virtù del fatto che il prodotto interno lordo, il famoso PIL, non cresce, è aumentato, anzi letteralmente esploso. Sono poco più di 25.000 euro a testa di prodotto interno lordo, appunto. Una stima ci dice che viaggiamo intorno ai 1.560 miliardi di euro di PIL, cifra ancora alta che ci pone fra i primi 10 paesi al mondo, fra l'8° e il 9° posto. Ce la giochiamo con la Russia, secondo le diverse stime. Secondo quanto ci dicono, siamo in netto calo, ma messi ancora bene. Ma da dove arriva questo dato del PIL? Secondo una convenzione internazionale, nel PIL rientra anche una stima dell'evasione fiscale, ma i furbetti dell'Unione Europea, alle prese con una decrescita generalizzata, hanno deciso di truccare i conti inserendo nel prodotto interno lordo attività illegali finora non considerate. Si va dal traffico di sostanze stupefacenti ai servizi della prostituzione al contrabbando di sigarette e alcol, attività che da settembre 2014 verranno contabilizzate per 2 motivi. Il primo motivo è che gonfiando il PIL, scrive Borghi, l'Europa e specie l'area dell'euro riescono a mostrarsi più forti di quello che non sono. Il secondo motivo, molto più pratico, è che aumentando il PIL scende la pressione fiscale apparente. Così facendo i governi tassaioli, quello italico in prima fila, possono andare avanti a infilarci tasse dicendoci che in realtà la pressione fiscale non è in salita. Peccato che le attività illegali le tasse non le pagano e quindi la pressione fiscale sul contribuente già vessato non fa che aumentare. Per fare un altro esempio, già oggi le stime ufficiali parlano di una pressione fiscale al 44,1%, quando in realtà siamo al 53,2%, come ha certificato Confcommercio. La differenza è generata dal fatto che il primo dato è calcolato su un PIL reale gonfiato. Gonfialo ancora di più e potrai far credere al popolino non solo che non hai aumentato le tasse, ma che magari le hai addirittura diminuite. Poi il contribuente costretto a pagare di più comunque se ne accorge, scrive Matteo Borghi. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Intraprendente c'è il famoso orologio, anzi il contatore, che conta quanto i cittadini lombardi hanno regalato letteralmente
alle casse dello Stato centrale fino ad oggi. Sono 36 miliardi 582 milioni di euro e 643 mila che sono già diventati, mentre parlo, 651 mila. Vale a dire che ogni secondo che passa sono migliaia di euro che il contribuente lombardo lascia nelle casse di Roma come differenza fra quello che paga, appunto, e quello che gli torna indietro sul territorio. È il contatore del cosiddetto residuo fiscale, sempre in prima pagina sul quotidiano L'Intraprendente, diretto da Giovanni Sallusti. Ma adesso torniamo a quella questione del Fondo Europeo di Redenzione, o per dirla all'inglese European Redemption Fund, che è l'ultima manovra dell'Europa secondo Il Giornale, che vi dedica amplissimo spazio in apertura oggi in prima pagina. È la manovra dell'Europa a trazione tedesca per mettere l'Italia sotto ipoteca. I falchi di Berlino e di Bruxelles stanno studiando un fondo, si chiama appunto European Redemption Fund, in sigla ERF, vale a dire, tradotto, il Fondo di Redenzione Europea per i paesi più indebitati. Il fondo prevede tassi favorevoli in cambio però della vendita, della cessione di beni strategici e della perdita di sovranità. Ne abbiamo parlato diverse volte, già parecchio tempo fa a dire il vero, anche con il professor Claudio Borghi Aquilini, e non solo, ma comunque appare che l'idea sia tornata d'attualità. Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Capezzone, lo ha battezzato Svendi Italia e ha evocato anche una nuova operazione Britannia, dal nome dello yacht della famiglia reale inglese, dove si decisero con Mario Draghi, che è rimasto protagonista della scena politico-economica pubblica, si decisero i destini delle privatizzazioni italiane degli anni 90, quando Draghi era direttore generale del Ministero del Tesoro, cioè venditore in sostanza. Stessi rischi di svendita di beni nazionali, senza peraltro risolvere i problemi delle finanze pubbliche italiane. Questa volta a guidare le danze, scrive Antonio Signorini su Il Giornale, in primo piano, a pagina 2, a guidare le danze stavolta sarebbero i falchi tedeschi e le istituzioni europee, attraverso un piano dal nome in apparenza rassicurante, European Redemption Fund, il Fondo di Redenzione Europea. L'obiettivo però non è quello di redimere i peccati dei paesi debitori, ma di favorire l'ammortamento del debito pubblico dei paesi membri della zona euro che hanno superato il tetto del 60% nel rapporto fra debito e prodotto interno lordo. L'Italia è tra i primi, se ne parla da tempo, mancano i dettagli. Ieri il quotidiano Il Mattino di Napoli ha dato per buona la versione meno favorevole all'Italia e più gradita ai rigoristi. In sintesi, viene costituito un fondo nel quale confluiscono le quote del debito pubblico dei paesi europei che superano il famoso 60% nel rapporto con il prodotto interno lordo. Per alcuni paesi, dunque, significherà versare in questo fondo poco e niente, perché superano di poco il 60% nel rapporto debito-PIL. Per altri paesi come l'Italia, invece, significherà mettere in questo fondo europeo di redenzione una cifra enorme, intorno ai 900 miliardi, la ricchezza prodotta in 7-8 mesi dal paese Italia. Il debito italiano sfiora il 138% del PIL, la quota da cedere è superiore al 75% del prodotto interno lordo. Il fondo emetterebbe poi titoli di debito sul mercato a tassi favorevoli, visto che sarebbe garantito da tutti i paesi dell'area dell'euro. I singoli paesi pagherebbero gli interessi sulla propria quota di debito anche attraverso il versamento diretto al Fondo Europeo di Redenzione di una quota delle imposte pagate dai contribuenti, cioè una quota delle nostre tasse. E questo è il primo dato criticato, sottolinea il giornale. Ai paesi indebitati, Italia per prima, spetterebbe comunque pagare le rate di ammortamento del debito versate secondo i tempi previsti dagli accordi europei. Si tratterebbe in sostanza di una perdita di sovranità, perché un pezzo di fisco delle tasse pagate dai contribuenti italiani finirebbe direttamente nella cassaforte europea. Si tratterebbe però anche di uno strumento che garantirebbe tassi bassi e stabili. Ad aver fatto suonare più di un campanello d'allarme in Italia il fatto che la formulazione tedesca del piano, sulla quale ci sarebbe accordo tra il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e il premier Matteo Renzi, forse l'oggetto della chiacchierata nella Villa Umbra di Draghi,
A garanzia della quota italiana, questo sarebbe l'accordo, lo Stato dovrebbe cedere beni al fondo stesso. Da capire quali beni statali debbano essere ceduti al Fondo Europeo di Redenzione. Immobili pubblici, demanio, perfino spiagge, ha detto al Mattino di Napoli Francesco Storace, che sullo European Redemption Fund batte da un po' di tempo, ma dei beni dello Stato sono anche le quote di capitale dei gruppi ancora da privatizzare. Contro questa ipotesi, Forza Italia con Capezzone, che propone di puntare semmai su privatizzazioni vere. Sono favorevole non da oggi alle privatizzazioni, ha detto il presidente della Commissione Finanze della Camera, Capezzone, e quindi a ipotesi ragionate di valorizzazione e vendita del patrimonio pubblico. Il PDL e Forza Italia hanno presentato un piano di attacco al debito pubblico. Altro conto sarebbe invece il cosiddetto Redemption Fund. Sarebbe l'anticamera, dice Capezzone, della curatela fallimentare europea sull'Italia, la prosecuzione con altri mezzi di quella operazione Britannia che nel 92-93 portò l'Italia a perdere a prezzi da saldi di fine stagione pezzi rilevanti della chimica, della meccanica, dell'agroalimentare e non solo, cioè dell'industria italiana. Quanto al fatto che il fondo in sostanza emetterebbe titoli di debito sul mercato diversi dal debito residuo, sul 60% è un'altra osservazione critica che rimane. Che fine fa il 60% di debito che rimane? Peggiora, bisogna pagare più interessi perché quell'altro è tra virgolette europeizzato, più garantito. Ma c'è anche questo passaggio per cui una quota delle tasse pagate dagli italiani finirebbe direttamente nella cassaforte europea, nel Fondo Europeo di Redenzione insieme a dei beni immobili. A proposito di immobili, poi il giornale registra, sempre nel primo piano sul nodo economico italiano, anche la ripresa di attività dei compratori di immobili, dei fondi di investimento statunitensi in Italia a caccia di affari, le mani degli Stati Uniti sul patrimonio di casa nostra. Gli immobili pubblici sostanzialmente che l'Italia vende per fare cassa fanno gola ai colossi americani. Del resto più volte abbiamo citato il fatto che, per fare giusto un piccolo esempio, abbiamo detto prima, Mario Draghi è stato direttore generale del Tesoro negli anni 90 delle famose vendite o svendite e privatizzazioni e poi è diventato numero 1 in Europa della banca d'affari Goldman Sachs, che quelle vendite ha curato come advisor, come consulente. Le vendite che Draghi ha fatto come venditore poi, diciamo così, sono state curate dalla banca della quale è diventato il numero 1 in Europa, la celeberrima famigerata banca d'affari Goldman Sachs. Per il momento invece assistiamo al fenomeno dell'investimento immobiliare, cioè degli acquisti immobiliari a stelle e strisce in Italia. Con il ridimensionamento dei prezzi medi delle case italiane, i grandi investitori statunitensi sono tornati a guardare in Italia a caccia di buoni affari, scrive il giornale. Si tratta di grandi fondi immobiliari, ma anche di affari più, per così dire, al dettaglio. Sono le grandi compagnie di real estate, cioè immobiliari americane, a rivolgersi con sempre maggiore attenzione al patrimonio statale italiano. Nel mirino soprattutto il portafoglio del FIP, che sta per Fondo Immobili Pubblici, che dal 2004 è composto da quasi 400 immobili da vendere per permettere allo Stato italiano di fare cassa. Sono uffici della pubblica amministrazione, dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro, caserme della Guardia di Finanza dell'Esercito e altri beni. George Soros, celebre finanziere, con il fondo Quantum Strategic Partners, è in prima linea negli acquisti. Il magnate statunitense ha anche acquisito nel marzo scorso il 5% di IGD, Immobiliare Grande Distribuzione, cioè uno tra i principali operatori in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione, controllato dalle cooperative. Ministro Poletti, altro caso che abbiamo detto più volte di simpatico conflitto di interessi. Gli altri due contendenti sarebbero i fondi americani Blackstone e Cerberus. Il patrimonio pubblico in vendita è di tutto rispetto. In Italia circa 450 caserme che, secondo l'Espresso, valgono 5 miliardi di euro. Ma i movimenti di mercato non mancano, come vedremo dopo la pubblicità, sempre dall'articolo di Fabrizio De Feo su Il Giornale di oggi. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio.
Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Dunque, i fondi immobiliari americani sono in piena attività in Italia. Oltre a George Soros, che dalle cooperative ha acquistato il 5% di Immobiliare Grande Distribuzione, uno dei principali operatori in Italia nel settore immobiliare appunto della grande distribuzione, ci sono i fondi americani Blackstone e Cerberus. Fra i beni pubblici italiani in vendita, 450 caserme per un valore stimato di 5 miliardi e secondo quanto pubblicato dal Sole 24 Ore, la banca BNP Paribas, o meglio il suo ramo immobiliare, Reim SGR, per conto del Fondo Immobiliare Patrimonio 1, ha perfezionato la vendita di un primo lotto di 4 immobili al fondo C1 Investment Fund, gestito da Cordea Savills SGR, le cui quote sarebbero detenute dal fondo statunitense Cerberus. Si tratta di caserme a Senigallia, Pescara, Padova e Mestre, interamente in locazione dall'Agenzia del Demanio nell'ambito di un contratto di lunga durata e in uso alla Polizia di Stato e all'Agenzia delle Dogane. A queste dovrebbero aggiungersi altri 3 edifici a Firenze, Vicenza e Genova, un pacchetto di 7 immobili il cui prezzo è stato fissato in 90 milioni, superficie oltre 85.000 metri quadri. Di recente poi c'erano state le acquisizioni di un pacchetto di 6 immobili a Milano, a Sago, a Grate Brianza, Torino, Ivrea e Roma per 143 milioni di euro da parte del colosso Cerberus, senza dimenticare i movimenti del fondo Blackstone, che ha acquisito anche lo storico palazzo di via Solferino, quello del Corriere della Sera. L'obiettivo di fondo dei vari operatori è individuare immobili che abbiano la garanzia dello Stato come affittuario, oppure puntare su processi di trasformazione e riqualificazione urbana per passare poi all'incasso. Ma al di là dei grandi investitori, il mercato è mobile anche sul fronte, per così dire, al dettaglio. Da una parte non si ferma il fenomeno degli italiani che comprano negli Stati Uniti, tra New York, Washington e Miami, lo riportano le cronache di Italia chiama Italia. Alcune agenzie adesso stanno iniziando a esporre sulle loro bacheche immobili della nostra penisola, scrive il giornale, e una compagnia dalle radici italiane, la Cangiano Estates, offre un casale di lusso in Umbria a prezzo 1,2 milioni di dollari con 2 camere da letto e 5 bagni, anno di origine 1200. Draghi magari è interessato, o chi per lui, oppure un paio di appartamenti a Formia, 250.000 dollari l'uno, o proprietà con vista lago sulla Cassia risalenti a fine 800. Qualcuno azzarda che l'Italia potrebbe diventare una sorta di Florida per i pensionati statunitensi. L'investimento medio è salito da 320.000 a 670.000 dollari, un trend che potrebbe indurre altre agenzie a mettere in portafoglio immobili italiani. Immobili italiani, quelli degli italiani normali, sui quali arriverà una gragnola di legnate adesso a partire da settembre e fino a dicembre. Intanto sulla casa il furto è stato pari a 2.000 miliardi. Questo è il conto di quanto si sono deprezzati gli immobili in Italia.
è la ricchezza andata in fumo dal 2009 a oggi, e se ne occupa Marcello Zacchè nella pagina 3 del giornale di oggi, che mette in primo piano appunto questi dati economici. Negli ultimi 5 anni la tassazione immobiliare ha impoverito gli italiani con una perdita di valore stimabile fino a quasi 2.000 miliardi. È da qui che bisogna partire per invertire una tendenza molto pericolosa e già ampiamente in atto. Un circolo vizioso elementare, innescato da una tassazione della ricchezza immobiliare che dal 2011 è cresciuta in modo sproporzionato, cosicché da quel punto di non ritorno in poi più si tassa, meno si cresce, meno si incassa, più si rafforza la necessità di tassare di nuovo. Lo ha ricordato recentemente Paolo Savona, economista ed ex ministro, secondo il quale per raccogliere 24 miliardi di tasse sugli immobili è stata causata una perdita di valore stimabile tra il 20 e il 30%, ossia tra 1.000 e 2.000 miliardi, dalle 40 alle 80 volte il gettito ottenuto. Per incassare 24 miliardi abbiamo distrutto valore per 40-80 volte di più. A questo punto serve un segnale, uno stop. Per Corrado Sforza-Fogliani, presidente di Confedilizia, la settimana che inizia oggi con il decreto Sblocca Italia e l'avvio della finanziaria, la legge di stabilità, è decisiva per il nostro futuro, dice il presidente di Confedilizia. Gli incentivi fiscali previsti vanno tutti bene, ma ciò che manca è la fiducia, che è un fatto anche psicologico, non tecnico. Bisogna mettere al centro di una nuova strategia la fiducia che gli italiani hanno sempre avuto nel risparmio investito nel mattone. Il punto non è solo quello delle generiche troppe tasse sul patrimonio immobiliare, sul mattone, come se queste togliessero dalle tasche degli italiani un di più che serve allo Stato altrove, risultando essenzialmente neutrali. Il punto è che la distruzione che ne è derivata di ricchezza immobiliare è uno dei carburanti essenziali per il motore della crescita economica. In queste condizioni il risparmio cessa di indirizzarsi verso il settore immobiliare, perché se i tributi sulla proprietà immobiliare superano i redditi effettivi e non presunti che la proprietà produce, il risparmio se ne va in maniera razionale da un'altra parte. Ho raccontato a vari parlamentari e ministri, dice ancora Sforza-Fogliani, di un immobile di Cortina che so essere stato comprato nel 2008 a 1.800.000, venduto adesso a 700.000 euro. Cerco di spiegare loro che non si tratta di un fatto privato, ma di un impoverimento assoluto che riguarda tutti i proprietari di case, cioè il 70% degli italiani. Ho citato Cortina, dice ancora il presidente di Confedilizia, in funzione del fatto che si ritiene che i valori delle case siano caduti nelle fasce medio-basse, nelle periferie, in situazioni disagiate e non nelle zone pregiate. Ma non è così, anzi non è solo così. Si pensi che recenti rilevazioni di prezzi immobiliari certi, come quelli che si formano nelle aste giudiziarie, registrano la formazione di valori pari a 1/5 di quelli stimati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In altri termini, i riferimenti di valore utilizzati dallo Stato arrivano a essere sopravvalutati dell'80% rispetto alla realtà, al mercato, il che la dice lunga sulla visione distorta che lo Stato può avere sulla ricchezza reale delle famiglie. Ricchezza fatta a pezzi proprio quando servirebbe pescare di qui per far ripartire i consumi e l'economia. Il presidente di Confedilizia, Sforza-Fogliani, si affida al decreto Sblocca Italia. Bisogna inviare un segnale, ridare fiducia agli italiani. Prodi aveva aumentato le rendite catastali del 5%, Mario Monti del 60%. Servirebbe una diminuzione almeno del 5%, simbolico, ma di un certo impatto. Sarebbe l'unico modo per ridar fiducia a un settore economico che ne trascina altri 18, dice il presidente di Confedilizia, secondo il quale è questo lo strumento da utilizzare per invertire la tendenza. Intanto, a proposito di tasse sugli immobili, capannoni, terreni, case, il gettito in euro dell'ICI era 9,2 miliardi nel 2011, IMU più Tasi arrivano a 28 miliardi quest'anno e poi c'è anche la Tari, la tassa sui rifiuti. E quanto pesa la Tasi lo scopriremo in questo autunno. Il mattone come bancomat, una patrimoniale occulta, scrive ancora sul giornale Massimo Restelli, e a settembre una nuova stangata in vista con le aliquote comunali della Tasi, la tassa sui cosiddetti servizi indivisibili. Non soltanto costringono il cervello ad arrampicarsi in sigle
che non si conoscono, di difficile decifrazione, ma prima l'ICI, poi l'IMU e infine la Tasi hanno trasformato le case degli italiani in un grande bancomat da cui la mano pubblica preleva senza sosta. Il conto del bottino è presto fatto. Secondo Confedilizia, nel 2011 il gettito dell'ICI era pari a 9 miliardi e 200 milioni. Nel 2012 è lievitato a 23 miliardi e 700 milioni, 20 miliardi nel 2013, una patrimoniale insomma da quasi 53 miliardi totali, a cui quest'anno va aggiunta anche la stangata della Tasi, una super tassa capace di assicurare insieme all'IMU fino a 28 miliardi di euro nelle tasche del governo. Tra pochi giorni, entro il 10 settembre, ci sarà un altro regalo. I comuni fisseranno le aliquote Tasi per negozi e capannoni, per spillare un altro miliardo e 600 milioni, per un rincaro tra l'89 e il 133% delle tasse sugli immobili dal 2011 a oggi. Una batosta, scrive il giornale, sia per quanti hanno risparmiato per abitare in una casa di proprietà, sia per quanti pensavano di ricavare dal mattone un rendimento con l'affitto. L'escalation fiscale è soprattutto merito dell'azione di Mario Monti, che ha avuto l'idea di reinventarsi l'IMU, che doveva essere un'imposta federalista, tra virgolette, nell'attuazione del federalismo fiscale, e di aumentare del 60% le rendite catastali. Queste le decisioni di Monti. Un po' come se in pasticceria da domani si piccassero di vendere le torte non più a 30 euro al chilo ma a 48. Monti ha regnato quando l'Italia pareva al collasso finanziario. Ci è stato detto che occorrevano misure draconiane per sfamare le richieste della Germania di Angela Merkel, ma anche il progetto Salva Italia non ha prodotto grandi risultati. Lo dimostra il pessimo andamento dell'economia e l'esplosione del rapporto debito-PIL, senza contare il balletto sul trattamento della prima casa e la stessa architettura della nuova Tasi, che è disegnata dal successore di Monti, Enrico Letta, una tassa che, con la scusa tecnica di ripagare i servizi indivisibili assicurati dai comuni, illuminazione pubblica, strade, verde, peraltro già sostenuti dall'addizionale IRPEF, si affiancherà la Tasi all'IMU sulle seconde case, colpendo anche gli inquilini con un contributo tra il 10 e il 30%, cioè quanti molto spesso non possono comprare casa perché non trovano una banca disposta a concedere un mutuo. In sintesi, nel triennio 2012-2014 gli italiani pagheranno fino a 44 miliardi in più, considerando l'aggravio lasciato da Mario Monti e dalla Tasi di Letta, che per la prima casa può arrivare al 3,3 per mille della rendita catastale, a sua volta rivalutata e moltiplicata per un coefficiente specifico per ogni tipo di immobile. Dal 2,5% base si somma lo 0,8% a discrezione delle amministrazioni locali per arrivare fino al 3,3%, giusto appunto. Per le seconde abitazioni e capannoni, considerando Tasi e IMU, si totalizza invece l'11,4 per mille, cioè l'1,14%. Percentuali che dovrebbero far riflettere, scrive il giornale, se non altro per il fatto che il mattone rappresenta uno dei volani della ripresa economica. E a proposito di economia, ve lo segnalo rapidamente, c'è anche un'intervista sul quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, a Guido Tabellini, nato a Torino, 58 anni, rettore dell'Università Bocconi dal 2008 al 2012, è stato in corsa per la poltrona di ministro dell'economia e adesso è diventato il più autorevole degli economisti della cosiddetta cabina di regia economica che ha messo su a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il numero uno degli economisti di Palazzo Chigi, di Renzi, afferma una serie di cose, le vediamo sinteticamente nell'intervista al Quotidiano Nazionale. Bisogna fare politiche espansive, dice il professor Tabellini, esattamente come ha detto più o meno Mario Draghi. La ricetta è semplice, dice Tabellini, bisogna tagliare le tasse, finanziarsi con il debito e poi fare acquistare il debito alla Banca Centrale, in questo caso la Banca Centrale Europea. Solo l'Europa può fare una politica di questo genere, cioè espansiva sul lato della domanda. Al momento attuale non la sta facendo. Da un lato ci sono le restrizioni dei trattati che vincolano le politiche monetarie e fiscali della Banca Centrale Europea. Dall'altro c'è la Germania, che non trarrebbe beneficio da una politica fiscale espansiva e per di più teme, concedendo troppa flessibilità, di ridurre le motivazioni dei paesi periferici come l'Italia a impegnarsi per migliorare la propria competitività. La novità però è che ora anche il Presidente della Banca Centrale Europea, Draghi,
ha cominciato a insistere per spingere l'Europa verso una politica fiscale più espansiva. Con tassi però già così bassi non ci si può aspettare troppo dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea. Inoltre, la Banca Centrale Europea non può sostituirsi ai governi dei paesi e in particolare a quello italiano per le famose riforme strutturali da fare. L'atteggiamento della Germania, negativa su una maggiore flessibilità in sede europea, è influenzato anche dal timore che il governo italiano non stia facendo le riforme strutturali che tutti ci chiedono. E quali sono queste benedette riforme strutturali? I punti essenziali sono 3, dice il capo degli economisti di Renzi, il professor Tabellini. 1 è di politica fiscale e 2 sul mercato del lavoro. Il primo punto è una svalutazione fiscale, propone Tabellini. Si tratta di riprodurre gli effetti economici di una svalutazione monetaria, che non si può più fare perché c'è l'euro, con gli strumenti della politica fiscale. Bisogna sgravare il carico fiscale delle imprese, tagliando i contributi sociali, e coprire la perdita di gettito con un aumento delle aliquote IVA più basse, quelle sui beni essenziali, e con dei tagli di spesa, in particolare sui sussidi statali a trasporti locali e ferroviari. Un intervento di questo tipo aumenterebbe la competitività delle imprese italiane e allontanerebbe il rischio di deflazione. Quanto al fronte del mercato del lavoro, qui bisognerebbe dare più spazio alla contrattazione aziendale a discapito della contrattazione collettiva e facilitare l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro concedendo più libertà di licenziare i neoassunti. Basterebbe applicare lo schema del contratto a tutele progressive nella versione elaborata dal senatore Ichino. In questo modo si darebbe maggior flessibilità al mercato del lavoro senza danneggiare i salari, dice il capo degli economisti renziani. Tabellini, riforme complesse ma vanno fatte subito per togliere scuse alla Germania e dare più forza alle richieste italiane a Bruxelles. Il disegno di legge Ichino è già in Parlamento e la svalutazione fiscale è un provvedimento molto semplice da realizzare, altrimenti l'economia italiana non si riprenderà. Svalutazione fiscale è la parola nuova introdotta dal capo degli economisti renziani di Palazzo Chigi, il professor Guido Tabellini. In sintesi significa diminuire il carico fiscale delle imprese tagliando i contributi sociali, quelli che dovrebbero beneficiare i lavoratori o andare a beneficio dei lavoratori, e coprire la perdita di gettito come? Aumentando le aliquote IVA più basse, quelle sui beni di largo consumo, e con tagli di spesa sui sussidi statali ai trasporti locali e ferroviari. Insomma, ci aumentano l'IVA sui beni di prima necessità, secondo Tabellini, per poter pagare meno contributi, cioè avere ancora meno tutele sociali in futuro ai lavoratori. Interessante come proposito. Vi segnalo anche sul Sole 24 Ore l'articolo di fondo firmato da Guido Gentili sulla spirale delle tasse e delle spese. Aumentano le spese, la spesa pubblica comunque aumenta e perciò aumentano le tasse, è una spirale da spezzare. Il fisco continua a rincorrere le maggiori spese pubbliche e l'Italia non cresce, l'economia è a zero. Bisogna rompere questa spirale perversa per cui la famosa austerità si scarica sulle famiglie e sulle imprese, ma non vale per lo Stato, che però ha tagliato gli investimenti in conto capitale, cioè quelli produttivi. Insomma, questa dovrebbe essere una delle grandi riforme, al pari di quella che Renzi ha annunciato per la giustizia civile. Bisogna in sostanza mettere un limite alla spesa pubblica, perché se si continua a rincorrere la spesa pubblica con le tasse, hai voglia a dire che si deve crescere, si deve cambiare di passo. Si starà a vedere. Intanto il Sole 24 Ore del lunedì oggi cerca di fare il punto sulla già citata Tasi. Un comune su 2 è in ritardo sulla Tasi. Finora sono 3.600 le delibere pubblicate dai comuni. Entro il 10 settembre bisognerà che vengano approvate le delibere, così che il cittadino possa cominciare dal 16 settembre e fino a dicembre a pagare tutte le sue belle tasse con svariate scadenze. A Milano poi vedremo che succede, giusto per fare un esempio. In Sicilia solo il 13% dei sindaci ha fissato il livello della cosiddetta service tax, cioè la Tasi, tassa sui servizi indivisibili. Nelle città che non decidono in tempo si pagherà tutto a dicembre ad aliquota base. In questi giorni i comuni sono alle prese con molti comuni sono alle prese con la determinazione dei livelli della Tasi, con le delibere sulla Tasi. E su questo il Sole 24 Ore interpella il sindaco di Ascoli Piceno
Guido Castelli, delegato per la finanza locale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Molti comuni non hanno ancora approvato le delibere sulla Tasi, tante stanno arrivando però in questi giorni. E io stesso, dice il sindaco di Ascoli, ho votato in giunta il bilancio il 10 agosto e il 29 lo votiamo in consiglio comunale. I comuni hanno conosciuto solo a inizio agosto l'entità del taglio collegata al famoso decreto IRPEF, perché una parte della copertura del bonus degli 80 euro è stata ottenuta, copertura finanziaria, come ha tirato su i soldi Renzi anche per il bonus degli 80 euro, attraverso i soliti tagli ai comuni. Ad Ascoli il bonus da 80 euro costa 500.000 euro su un bilancio di 52 milioni. Negli altri comuni d'Italia ognuno dovrà tagliare per coprire anche il famoso bonus da 80 euro. E non dimentichiamo che in tante città si è votato a fine maggio. È frequente poi un atteggiamento difensivo dei ragionieri comunali, d'altra parte sono chiamati a formulare stime rispondendo direttamente sulla base di norme fiscali che cambiano in continuazione e che stravolgono le basi imponibili, cioè il punto di partenza per calcolare il gettito. In sostanza ancora molti comuni lo devono fare. C'è un labirinto poi di prelievi, di detrazioni diverse. È un tributo, come scrive gentilmente il Sole 24 Ore, la Tasi ad alta variabilità, cioè un gran casino, per dirla in termini un po' più terra-terra. Le sorprese emergono dalla lettura dei documenti comunali. Sulle abitazioni principali a Brescia si paga il 2,5 per 1000, a Pisa il 3,5, a Modena il 2,5, a Firenze il 3, a Bergamo il 3,2. A Milano il calendario è questo qui e oggi c'è un'intervista su Repubblica, nelle pagine milanesi, a Francesca Balzani, assessore al bilancio del Comune di Milano, ha preso il posto a suo tempo di Bruno Tabacci. Basta aumenti della Tasi fino al 2016, ma il governo Renzi ci deve dare 178 milioni di euro, dice l'assessore al bilancio del Comune di Milano. Abbiamo dovuto fare manovre pesanti, tenendo però le soglie di esenzione più alte d'Italia e cercando di tutelare il famoso ceto medio. Stiamo per aprire 35 sportelli in via larga per aiutare i cittadini. Vogliamo superare il modello Equitalia. Ma il calendario, dicevo, del fisco milanese inizia il 16 settembre, come per molti in altre città, con l'acconto della Tari. Tari con la R è la spazzatura, la tassa sulla smaltimento dei rifiuti. Il 16 ottobre la Tari va a conguaglio, anzi va a conguaglio la vecchia Tares, perché l'anno scorso c'era la Tares, adesso è stata sostituita dalla Tari. Il 16 ottobre conguaglio Tares 2013 per cambi di residenza o nucleo familiare. Il 30 novembre si salda la nuova Tari, la tassa sui rifiuti a Milano, con incasso stimato di 286 milioni. Dalla Tasi si incassa di meno a Milano, 144 milioni previsti, in 2 tranche, 16 ottobre acconto, 16 dicembre saldo. Aliquota ordinaria 2,5 per 1000, incassi appunto 144 milioni contro i 286 milioni previsti dalla tassa sui rifiuti a Milano. E poi c'è l'IMU, l'imposta immobili che non siano prima casa, il 16 dicembre il saldo, per incassi da 537 milioni, aliquota ordinaria 10,6 per 1000 a Milano. Questo per quanto riguarda un piccolo esempio delle scadenze fiscali. Vi segnalo ancora, a proposito di case, che è un tema toccato dal professor Savona, ma anche in settimana dal professor Ricolfi nella sua rubrica su Panorama, a proposito del crollo dei valori degli immobili. Il crollo dei consumi rimarrà tale finché non risalirà il prezzo delle case. È la tesi sostenuta anche da Andrea Monticini nel commento in prima pagina sul Secolo XIX. Una delle ragioni della recente continua diminuzione del prodotto interno lordo italiano è anche la costante diminuzione dei consumi delle famiglie, ma anche delle imprese. I consumi sono diminuiti di circa l'1,4% nel 2012 e di un altro 1,3% l'anno scorso. Nonostante i famosi 80 euro al mese, si fa fatica a intravedere un'inversione di tendenza, scrive l'editorialista del Secolo XIX di Genova. In altre parole, i consumi continueranno a rimanere molto bassi anche nei prossimi mesi, per 2 motivi fondamentalmente. In primo luogo, i consumi possono essere stimolati abbassando le imposte, ovviamente. Occorre che la diminuzione venga però percepita come permanente, non temporanea. È una strada difficile da percorrere, dovrebbe essere finanziata o tramite aumento del deficit pubblico, e l'Europa non ce lo permetterebbe,
oppure tramite tagli di spesa pubblica difficili da realizzare politicamente. In secondo luogo, i consumi dipendono dalla ricchezza delle famiglie. Più la ricchezza aumenta, meno reddito sarà destinato al risparmio per eventi imprevisti, per esempio la perdita del lavoro, e di conseguenza maggiori saranno i consumi. In Italia buona parte della ricchezza è sotto forma di immobili. Un aumento dei prezzi delle abitazioni aumenterebbe i consumi. Nessuna famiglia vende immobili, peraltro, per acquistare beni al supermercato, ma sapere che la propria ricchezza sta aumentando fa diminuire il reddito risparmiato per eventi imprevisti e i consumi aumentano. Questa relazione, scrive Andrea Monticini, è ben evidente se si guarda la variazione percentuale dei consumi e quella dell'indice dei prezzi delle abitazioni residenziali. I due andamenti sono molto simili. C'è un grafico Banca Italia Istat che lo certifica, ovvero quando crollano i prezzi degli immobili, crollano corrispondentemente anche i consumi. In Italia, pur non essendoci stata una bolla immobiliare delle dimensioni spagnole o irlandesi, i prezzi degli immobili erano cresciuti molto prima della crisi 2008. Con lo scoppio della crisi stanno diminuendo. Probabilmente non hanno ancora toccato il fondo e quindi non c'è da aspettarsi un'immediata ripresa, per due motivi. Prima cosa, la tassazione sugli immobili dal 2011 continua ad aumentare e la prossima revisione delle rendite catastali non è di buon auspicio. A naso, a occhio, a tasca, anzi, ci hanno detto che non pagheremo di più, ma vi fidate voi dal fatto che le rendite catastali riviste ci faranno pagare non €1 in più di quello che paghiamo e che peraltro ogni anno aumenta? Il secondo motivo è la scarsa efficienza del mercato. In Italia, con i prezzi in calo, si preferisce rimandare la vendita nel tempo per non materializzare una perdita. Ciò non fa altro che rimandare nel tempo il raggiungimento del punto di minimo del valore degli immobili e fin quando questo non sarà raggiunto i prezzi non potranno aumentare. Perciò nei prossimi mesi difficilmente si osserverà una ripresa economica. Poi c'è il capitolo Spending Review, questo lo citiamo però solo rapidamente, se ne occupa Repubblica con Federico Fubini, facendo l'esempio dei servizi telefonici, 1 miliardo di sprechi, ma se ne occupa anche Andrea Cuomo, a proposito di Italia degli sprechi, su Il Giornale. Alla lotteria delle regioni i manager, i dirigenti regionali vincono sempre. Premi generosi per i manager delle regioni Puglia, Sicilia e Marche e anche nelle più piccole, Molise e Basilicata, bonus da 10.000 a 30.000 euro per una novantina di dirigenti. In Puglia premi per tutti i 162 dirigenti nel 2012 con una media di 10.000 euro ciascuno, per due di loro 29.000 euro di premio. In Sicilia per i 21 dirigenti della Presidenza e della Segreteria Generale retribuzione di risultato per il 2013 di 17.352 euro ciascuno. Nelle Marche per il 2012 erogati a 57 dirigenti, in totale 720.000 euro, media di 12.600 per ciascuno come premio, come bonus. Così anche in Basilicata e Molise. Il Molise è la regione più generosa, 34.200 euro ciascuno ai 61 dirigenti che hanno ricevuto il bonus nel 2013. Per chiudere però c'è anche da segnalare un servizio di tutt'altro tenore sul giornale di oggi, di Marino Smiderle da Aberdeen in Scozia. Se in Italia il quadro anche delle difficoltà burocratiche è quel che è, oltre che il peso del fisco, c'è una Scozia miracolo dove le cose vanno diversamente. Lo racconta appunto il giornalista del giornale Marino Smiderle sulla base dell'esperienza della figlia che nella Scozia miracolo ha trovato lavoro in un'ora. L'economia di Edimburgo fiorisce per questo. La tormentosa burocrazia che affligge l'Italia in Scozia non esiste, bastano un codice fiscale istantaneo e un conto in banca gratuito. Cameriere in un albergo a 5 stelle, ma con contratto a tempo indeterminato, la sorte della ragazza. Infine, prima di aprire il capitolo di politica estera e gli aggiornamenti relativi al cosiddetto Stato islamico, va segnalato dalle pagine di cronaca uno degli episodi più orrendi di questa estate, se si può fare una classifica. Riguardava il tizio Luca Giustini, ferroviere di 34 anni, che ha ucciso a coltellate la figlioletta di appena 1 anno e mezzo nel suo lettino. Si è detto che sentiva le voci, che era un tizio che aveva delle paranoie di tipo religioso, diciamo così, o parareligioso. In ogni caso, quel che è certo è che c'era parecchia cocaina nel suo sangue.
trovate anche tracce di anabolizzanti e di steroidi che vengono solitamente usati per gonfiare i muscoli in palestra, oltre a cannabinoidi, cocaina e cannabis. C'era di tutto, insomma, oltre a steroidi e anabolizzanti, appunto, nel sangue e nelle urine di Luca Giustini, che appunto, 34 anni, domenica scorsa, ha barbaramente ucciso a coltellate la figlioletta di 1 anno e mezzo nel suo lettino. È questo lo scenario che squarcia nuovi interrogativi, scrive oggi il Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, su questa vicenda che ha scosso l'Italia intera. Giustini era completamente annebbiato da droghe e farmaci. I risultati delle analisi ripetuti più volte non lascerebbero dubbi. Resta da capire quando il ferroviere avesse assunto tutta quella roba. Giustini aveva lavorato fino a poche ore prima del delitto. Aveva condotto, come sempre, il treno da Foligno verso Ancona. Era già sotto effetto di stupefacenti? Altro aspetto da chiarire, l'abuso andava avanti da molto tempo? Il quadro dipinto dai carabinieri è quello di un uomo che negli ultimi 10 giorni prima del delitto appariva completamente disconnesso, dicono gli inquirenti. Atteggiamenti strani, discorsi inusuali, anche con gli amici più cari e con i familiari stretti, e poi ci sono i 10 fogli di quaderno a quadretti riempiti con scritte deliranti, come precetto di Nostro Signore, disegno di Dio, salvezza degli uomini e del mondo, frasi che lo stesso Giustini durante l'interrogatorio nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Torrette davanti al giudice per le indagini preliminari aveva spiegato fossero il frutto di una voce che da qualche giorno sentiva. L'aspetto mistico-religioso, scrive ancora il Quotidiano Nazionale, è sicuramente il tema da scandagliare, ma allo stesso tempo non può trovare riscontri pratici. Quello che invece di pratico si è stabilito è che il soggetto qua aveva cocaina, cannabinoidi, steroidi e anabolizzanti nel sangue e nelle urine.
Preludio in do diesis minore, celebre preludio opera 3 numero 2 di Rachmaninov, interpretato da Vladimir Ashkenazy, uno dei maggiori interpreti del grande compositore russo-americano. Non certamente una musica allegra, ma le notizie non è che siano particolarmente eccitanti, diciamo così, e galvanizzanti. E a proposito di cose galvanizzanti, giusto appunto, un quadro va fatto anche sull'avanzata del cosiddetto Stato islamico, sul quale poi occorrerebbe riflettere circa la genesi, la nascita e i finanziamenti e i supporti. Al di là di questo, alcune notizie sono già uscite anche in proposito. Da parte dei principali alleati americani c'è il supporto finanziario allo Stato islamico, cioè Arabia Saudita e Qatar, ma al di là di questo in Siria l'avanzata sembra veramente poderosa dello Stato islamico. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato ieri di genocidio dopo la notizia di 500 morti a Raqqa, una delle roccaforti siriane dello Stato islamico, che attacca appunto in Siria, mentre in Nigeria, nel nord della Nigeria, Boko Haram, altro movimento islamista, ha proclamato a sua volta il califfato. Notizia positiva, il rilascio del giornalista statunitense Peter Theo Curtis, reporter statunitense prigioniero da 2 anni. Come abbiamo già detto, secondo fonti della Casa Bianca, Washington potrebbe estendere i bombardamenti dall'Iraq alla Siria, racconta oggi il quotidiano genovese del secolo XIX. Gli jihadisti dello Stato islamico continuano a seminare morte. Negli ultimi giorni hanno colpito in particolare la regione siriana di Raqqa. Si parla, le cifre sono naturalmente non precise come avviene in questi casi, di 500 morti, e hanno minacciato la sopravvivenza di migliaia di turcomanni sciiti nella regione irachena di Salah ed-Din. Ieri Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera ha raccontato dell'assedio a una città turcomanna, una delle più importanti, 15.000 abitanti che sono chiusi dentro da giorni nella loro città, con sempre meno armi naturalmente, ma anche sempre meno roba da mangiare, e i ponti aerei diventano più difficili. Gli islamisti hanno fatto un anello di petrolio intorno alla città assediata. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato ieri di genocidio in Iraq. Ha detto Merkel: si sta assistendo a un genocidio sotto gli occhi di tutti da parte delle milizie dello Stato islamico, che agiscono con modalità terroristiche contro tutti quelli che la pensano diversamente da loro. Secondo Merkel, le milizie dello Stato islamico sono molto ben finanziate, senza essere direttamente finanziate da alcuno Stato, mentre non c'è la sicurezza al 100% che le armi che il governo tedesco ha deciso di inviare nel nord dell'Iraq restino nelle mani giuste per la lotta contro lo Stato islamico. Ma la Germania, ha detto Merkel, aveva 2 possibilità: proviamo a fermare un genocidio con l'invio di armi, oppure decidiamo che il rischio è troppo alto. Abbiamo deciso che ci sono ragioni preponderanti per agire. Intanto gli jihadisti hanno conquistato la base aerea di Tabqa nella regione settentrionale di Raqqa in Siria, una delle roccaforti siriane dello Stato islamico, ultima sacca di resistenza delle forze governative del presidente Assad, presidente siriano, in una zona sotto il controllo dello Stato islamico già dalla primavera dell'anno scorso. In Iraq, a sud della città contesa di Kirkuk, centro petrolifero di prima grandezza, da settimane pienamente in mano alle milizie kurde, migliaia di turcomanni nella cittadina di Amerli. È il racconto dell'assedio fatto ieri dal Corriere della Sera, da Lorenzo Cremonesi. Migliaia di turcomanni, 15.000 abitanti della cittadina di Amerli, continuano ad attendere invano soccorsi militari e umanitari che li liberino dall'assedio in corso da 2 mesi degli jihadisti dello Stato islamico, i quali ieri hanno effettuato un nuovo assalto alla raffineria di Baiji, la più importante dell'Iraq, a 200 km a nord di Baghdad. L'attacco è stato sferrato da 3 fronti che, hanno precisato le forze governative irachene, contano sulla copertura aerea americana per fermare. E proprio sul fronte dell'intervento americano da Washington, diversi esponenti dell'amministrazione Obama hanno lasciato intendere che i raid aerei contro lo Stato islamico si possono estendere anche alla Siria. Mentre il quotidiano genovese si occupa anche della Libia, perché oltre alla Siria, oltre alla Nigeria, dove è stato proclamato da Boko Haram che ha distrutto centinaia di chiese e ha ammazzato un sacco di cristiani in Nigeria e ha proclamato il califfato, appunto, c'è anche il fronte libico, un frutto avvelenato della orrenda guerra contro Gheddafi.
Tripoli in mano ai qaedisti, cioè ai terroristi islamici, l'ultima speranza, il mare, sintetizza oggi Il Secolo XIX di Genova. I 250 migranti morti, salpati dai porti, ormai senza controllo. Un nuovo gruppo ribelle ha conquistato anche il Ministero dell'Interno libico. Nella infinita galassia di sigle e di organizzazioni islamiste ne è spuntata un'altra in Libia, perché il sagace intervento militare che ha buttato giù il regime di Gheddafi ha generato un proliferare di sigle islamiste. L'ultima si chiama Alba della Libia. Sono questi i miliziani che da sabato controllano l'aeroporto di Tripoli e che ieri hanno circondato l'edificio del Ministero degli Interni, uccidendo alcuni soldati filogovernativi. Si tratta del coordinamento delle falangi islamiche libiche, costituite per lo più da ex rivoluzionari di Misurata. In una decina di giorni, avvalendosi anche di un gruppetto di ragazzini armati fino ai denti, sono riusciti a mettere alle corde il battaglione Zintan, gli ex anti-gheddafiani, costringendo alla ritirata anche il gruppo dei cosiddetti laici volenterosi agli ordini dell'ex generale golpista Khalifa Haftar, che avrebbe chiesto asilo politico all'amico presidente egiziano al-Sisi, il generale Sisi. Qualcuno però dal cielo li sta bombardando da 5 giorni. L'Egitto ha negato ogni coinvolgimento sui raid in Libia contro gli islamisti, così come lo ha negato il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi. Tuttavia, almeno 2 jet Sukhoi di fabbricazione russa continuano a sorvolare i cieli di Tripoli e a sganciare missili contro le bande islamiche. In Libia non ci sono aerei in grado di compiere raid notturni e di essere riforniti in volo. Questa tipologia di aerei farebbe parte dell'arsenale militare algerino. Il rieletto presidente Bouteflika si smarca a sua volta, dice che non c'entra niente con i raid in Libia, ma col trascorrere delle ore un coinvolgimento dell'Algeria, che vuole scacciare l'incubo islamista in casa propria, appare più probabile. Tutto questo mentre il ministro dei trasporti libico, Abdelkader, si è recato ieri sera in Egitto per ottenere un sostegno militare. L'anarchia della Libia fa comodo alle organizzazioni malavitose che si occupano del trasporto degli immigrati dall'Africa nera al Mediterraneo all'Italia. Fra le organizzazioni malavitose certamente non è da annoverare uno Stato che promuove un'operazione che dà una mano oggettivamente a questi trafficanti, mentre andando in Inghilterra Repubblica si occupa del proselitismo, che poi è il pericolo numero 1 messo in prima fila a quanto pare dai servizi segreti italiani, che parlano di 50 persone che dall'Italia sono andate a combattere in Siria. Si tratta per l'80%, dicono i servizi segreti, di persone che hanno cittadinanza italiana, non figli di immigrati di seconda generazione. E in ogni caso ci sono 200 persone rimaste in Italia che fungono da indottrinatori e da supporto logistico per inviare persone a combattere di là nei teatri di guerra e poi magari però tornare evidentemente qui. Chi ci è andato, chi è rimasto invece è stabilmente qui, e dicono i servizi segreti che l'epicentro è fra Torino, Milano e Brescia, cioè soprattutto al nord di questa rete islamica in Italia. In ogni caso, per quanto riguarda invece la rete islamica di Londra, e il tagliatore della testa di James Foley è un cittadino britannico, gli si sta dando anche un nome, sostanzialmente un rapper a quanto pare, cantante sostanzialmente o ex cantante, che ha fatto suonare tutta un'altra musica evidentemente negli ultimi giorni. Fratello, unisciti a noi e non sarai più soltanto britannico. Così Repubblica titola un articolo, fra virgolette, dove si parla di una app, di una application per gli smartphone, di un'applicazione per i telefonini, insomma, per messaggi, e in questo modo uno dei Beatles, così venivano chiamati i terroristi islamici di origine britannica, reclutava giovani aspiranti jihadisti per la guerra santa. Allah l'ha reso facile. Così commenta la decapitazione di James Foley il sedicente agente di viaggio del terrore Abu Abdullah al-Britani, raggiunto via internet dal Sunday Mirror, quotidiano britannico. Nei mesi scorsi i giornali inglesi avevano già denunciato che il reclutatore usava una application, una app per il telefonino ask.fm, per indirizzare i giovani aspiranti jihadisti. Subito dopo l'uccisione di James Foley, un investigatore incaricato dal giornale inglese ha raggiunto questo reclutatore, lui si definisce agente di viaggio del terrore,
L'ha raggiunto tramite una app, giusto appunto, per messaggi, della quale non fa il nome. Si è finto aspirante jihadista e lui pronto ha risposto. Era passato solo un giorno dall'esecuzione di James Foley. Abu Abdullah, uno dei Beatles, la commenta ridendo e spiega poi come fare a raggiungerlo. Per prima cosa l'investigatore chiede: fratello, ho avuto il contatto da un amico, voglio venire ad aiutarvi, come faccio? Abu Abdullah lo accoglie entusiasta ma realistico: che Allah ti ricompensi per le tue intenzioni, ma adesso non è il momento migliore per venire, penso sia molto rischioso, fratello, tu per ora continua a seguire il tuo imam e a fare esercizio fisico. Prosegui così, noi vogliamo che tutti i musulmani tornino alla loro fede e che non siano solo britannici. Il finto fratello, l'investigatore, risponde che lui è disciplinato nel corpo e nello spirito. Abu Abdullah allora gli parla dei propri esercizi, delle attenzioni che ha per essere sempre pronto a combattere e si vanta: faccio anche molti esercizi col polso per essere più bravo a tagliare le teste dei nemici. L'investigatore chiede se è diventato più pericoloso stare nel califfato o arrivarci. La risposta è chiara: arrivare è più duro. Ma poi l'agente del quotidiano, del Sunday Mirror, porta il discorso sull'esecuzione di Foley e domanda come sono riusciti a fare una cosa del genere. Allah l'ha reso facile, risponde Abu Abdullah, il reclutatore, colui che usava appunto anche delle application su smartphone per comunicare con i giovani aspiranti jihadisti britannici. Dunque Allah l'ha resa facile la decapitazione di Foley e comunque io per lo Stato islamico sono pronto a morire, dice Abdullah. La vita è la benedizione di Allah e noi qui siamo pronti a restituirgliela. I due prendono poi a parlare del viaggio e Abu Abdullah racconta il suo. Si è imbarcato all'aeroporto di Gatwick su un volo per la Turchia. Arrivato ad Ankara ha preso un pullman che lo portava vicino alla Siria. È saltato giù dove era meno distante dal confine e si è messo a correre. Lì, ha spiegato, c'è una distanza di 500 metri da fare di corsa perché ci sono pattuglie delle guardie di frontiera e se ti prendono ti arrestano. E ricorda che qui bisogna andare, venire, portare materiale, strisciare, fare lunghe corse e continua a fare ginnastica. Poi, dopo aver spiegato che lui all'Islam si è convertito a un certo punto, raccontando della rabbia che mi hanno fatto per anni gli attacchi degli americani contro i musulmani con i droni, ha segnalato all'investigatore, presunto jihadista, il nome di un contatto in Gran Bretagna. Lui ti aiuterà a venire quando sarà il momento. Completiamo il capitolo su questo punto con un'altra citazione, l'intervista del vaticanista della Stampa Andrea Tornielli al segretario di Stato Vaticano Parolin. La intervista sulla Stampa è riassunta così: in Iraq non è uno scontro tra Islam e cristianesimo, innocenti uccisi, la comunità internazionale intervenga, dice il ministro degli esteri in sostanza del Papa, dello Stato Vaticano, Monsignor Parolin, Pietro Parolin, da Riese Pio X in quel di Treviso. La Chiesa ha già parlato molto, ora ci sforziamo soprattutto di dare una mano concreta. Non è possibile che Baghdad ce la faccia da sola a risolvere i suoi problemi. E in ogni caso quel che sta accadendo, dice il segretario di Stato Vaticano, non è uno scontro tra Islam e cristianesimo, no, è un'altra cosa, dice il segretario di Stato Vaticano. Presentare in questo modo la situazione è una semplificazione, perché sotto i colpi dei tagliagole jihadisti del califfato muoiono anche musulmani, oltre a persone appartenenti ad altre minoranze religiose. Qualcuno forse si era perso nel frattempo in questi giorni l'articolo di mercoledì 20 agosto scorso sul Fatto Quotidiano a firma di Massimo Fini, il quale si dichiara così: io sto dalla parte dell'esercito dello Stato islamico, dell'ISIS, il loro terrorismo è la risposta legittima alla guerra dei droni, che è ciò che diceva anche Abdullah, il tizio, il reclutatore londinese che abbiamo letto prima. Nel frattempo il piano per i profughi dalla Libia è già invecchiato e il ministro Alfano ha allertato nuovamente i prefetti perché servono nell'immediato, subito, altri 10.000 posti. Il governo si era attrezzato per far fronte a 90.000 arrivi, ma da gennaio siamo già a 105.000, entro dicembre saranno almeno 140.000. Vi segnalo infine l'articolo che abbiamo già citato stamani velocemente in rassegna stampa di Jean-Michel Lessine sull'Unione Europea che se ne lava le mani e tratta l'Italia come la bagnina d'Europa. La commissaria agli affari interni della Commissione Europea, mi sembra che sia quello il suo titolo, Cecilia Malmström,
Ha detto in sostanza: grazie all'Italia per aver salvato i migranti, l'Unione Europea resta impegnata nell'aiuto, cioè bla bla bla. E poi La Stampa ancora di Torino dedica 2 pagine a mettere su cartina geografica l'affermazione del Papa sulla terza guerra mondiale. Tutti i capitoli della terza guerra mondiale. Le parole del Papa ci riportano a una drammatica realtà. C'è una cartina del globo con i focolai di guerra, guerre recenti, guerre croniche, guerre decennali. E poi vi segnalo invece su scala più ridotta una sorta di, come dire, modello di integrazione un po' particolare, quello a Milano fra i campi nomadi, in questo caso il campo nomadi di via Chiesa Rossa, una delle aree più problematiche della città, dove spesso vengono effettuati arresti e recuperate quantità impressionanti di refurtiva, il campo nomadi di via Chiesa Rossa e la sua convivenza, diciamo così, con alcuni altri immigrati di origine africana e nordafricana. Ebbene, i Rom di via Chiesa Rossa a un certo punto hanno deciso che andavano scacciati i vicini africani in maniera molto energica, a colpi di spranga e pistola. Furiosi per essere stati visti scaricare un tir rubato, i nomadi hanno accerchiato l'accampamento e hanno bruciato le baracche degli africani. Via Chiesa Rossa sotto assalto praticamente. Un tentato omicidio, esplosi anche proiettili ad altezza uomo contro le vittime africane in fuga. Riconosciuti e arrestati 2 membri del branco Rom. 3 sono ancora ricercati. Vi segnalo anche, di ieri però, l'articolo di prima pagina del quotidiano Libero sul tema della guerra e sull'affermazione del Papa. Siamo alla terza guerra mondiale, sebbene spezzettata, ha detto Francesco I. Papa Francesco è stato esplicito. Il commento ieri era di Giampaolo Pansa in prima pagina. È iniziata la terza guerra mondiale, sta provocando migliaia di morti. A differenza dei 2 precedenti conflitti, la guerra di oggi è combattuta a pezzi, come ha detto il Papa. Si spara e si muore in tante aree diverse, nella striscia di Gaza, in Libia, in Iraq, in Ucraina, in Siria. È l'esordio, secondo Giampaolo Pansa, di un conflitto più vasto, che per il momento sembra risparmiare l'Occidente, a cominciare dall'Italia. Ma per il momento, per ora, la terza guerra mondiale presenta un protagonista nuovo, feroce, di grande pericolo per tutti: l'irrompere sulla scena globale del terrorismo islamico che sembrava confinato in territori lontani da noi. L'assassinio del reporter americano James Foley è avvenuto sotto gli occhi di milioni di persone attraverso la ripresa televisiva effettuata e diffusa dai suoi boia. Resterà nella storia, scrive Pansa, non solo per la tremenda zoomata sulla testa tagliata, ma per quanto è accaduto dopo. A cominciare dalla Gran Bretagna, i governi europei hanno dovuto prendere atto che non pochi dei loro giovani hanno raggiunto le bande del califfato per combattere la guerra santa. Sono ragazzi inglesi, francesi, tedeschi, forse anche italiani, ce ne sono una 50, dicono i servizi italiani, convertiti all'Islam. Come tutti i fanatici di una religione che vuole lo sterminio dei cristiani, potrebbero ritornare a Londra, a Parigi, ad Amburgo, a Roma e portare qui il virus sanguinario del terrorismo. Siamo entrati nell'epoca dei boia mascherati, scriveva ieri su Libero Giampaolo Pansa. Gli assassini col cappuccio nero. Lo indossavano il cappuccio anche i terroristi di Hamas, che l'altro giorno nella striscia di Gaza hanno ammazzato 21 palestinesi, presunti informatori di Israele, portati in qualche piazza della città, accoppati come bestie. La loro fine è stata filmata e diffusa attraverso il maledetto web. Nel frattempo, cosa accade in Italia? Scriveva ieri Giampaolo Pansa su Libero. I nostri servizi di sicurezza ci avvisano che il rischio terrorismo islamico diventa sempre più vicino. Dal 74 al 78, ricorda Pansa, il terrorismo delle Brigate Rosse ha insanguinato le strade con decine di morti e qualche centinaio di gambizzati. Il caso di Aldo Moro. Tuttavia la Prima Repubblica ha retto, ma in quel tempo l'Italia della politica era più salda di quella odierna e disponeva di leader che possono aver commesso molti errori, ma tutto sommato erano migliori di quelli di oggi, scrive Pansa, ed era diversa anche la natura del pericolo terrorista, perché il terrorismo islamico di oggi ha poco a che fare, o comunque non è certo assimilabile al terrorismo delle Brigate Rosse. Lo scrivo per il rispetto professionale della verità, scrive Pansa, a proposito del fatto che, dice Pansa, i politici, la classe politica di allora era migliore di quella di oggi. In questo 2014 vedo attorno a me un panorama di rovine, con una casta politica che annaspa impotente, per di più strozzata da una recessione profonda,
un pozzo economico dal quale i partiti non sono capaci di fare uscire gli italiani onesti e senza potere. Di fronte alla terza guerra mondiale, il governo Renzi balbetta e non sa decidere neppure le misure indispensabili. Per cominciare dovrebbe chiudere subito l'operazione Mare Nostrum, scrive Giampaolo Pansa. Oggi siamo a quota 110.000 e gli sbarchi continuano. Un giornalista tedesco scrisse all'inizio dell'operazione che la presenza di Papa Francesco a Lampedusa è stata un magnete, una calamita, che ha attirato in casa nostra un numero crescente di disperati, pronti a tutto pur di arrivare in Europa. Morale della favola, non si è fatto nulla, scrive Pansa. Dall'inizio del suo mandato Renzi non ha mostrato alcun interesse per gli sbarchi nell'Italia del Sud. Per il Premier era ed è un non problema. Oppure in lui prevale l'imprinting cattolico da Boy Scout disposto a salvare chiunque. Eppure il rischio crescente di un terrorismo islamista dovrebbe far ricordare a tutti il grido d'allarme che il vescovo cattolico di Mosul, Emil Nona, costretto a fuggire con i suoi fedeli dai tagliagole dell'ISIS, ha affidato a Lorenzo Cremonesi, inviato in Iraq del Corriere della Sera. L'arcivescovo di Mosul ha detto testualmente: voi italiani non sapete chi vi portate in casa. Con i clandestini salvati dalle navi della vostra marina militare possono arrivare terroristi islamici pronti a uccidere. Gli esseri umani non sono tutti uguali, ha detto l'arcivescovo di Mosul, cattolico. Ma il governo renzista, osserva Pansa, non bada a queste sottigliezze. Chi respinge gli sbarchi è di destra, è uno sporco leghista alla Matteo Salvini. Se invece ritieni che l'Italia debba accettare chiunque, sei un buon samaritano di sinistra, nonché fedele seguace di Papa Francesco. Tuttavia, se è vero che stiamo precipitando in una guerra, dobbiamo mettere da parte il buonismo, lo spirito di carità, l'ottimismo eccessivo e la faciloneria generosa. Mi domando perché si debba permettere poi a 2 ragazze di partire da sole per la Siria a portare qualche aiuto umanitario. Adesso Greta e Vanessa sono prigioniere di una banda di malviventi o di ribelli al regime di Assad. Sia chiaro, non penso a un regime di polizia che controlli i viaggi degli italiani, ma nessuna democrazia può durare se non si cautela di fronte a tragedie che poi lo Stato deve risolvere. Non illudiamoci, concludeva ieri in prima pagina su Libero Giampaolo Pansa, se la terza guerra mondiale durerà, dovremo pagare tutti dei prezzi sempre più alti. Un amico l'altro giorno mi ha chiesto: hai paura di quello che può accadere? Gli ho risposto sì, è la spensieratezza di Renzi, il suo concionare, le promesse a getto continuo non mantenute, perfino la stupidità del gavettone d'acqua gelata che si infligge da solo. Tutto ciò accentua i miei timori. Poi però, conclude Pansa con una nota di ottimismo, mi rammento della seconda guerra mondiale che ho visto da ragazzino. Le bombe che cadevano anche sulla mia città, le fughe notturne nei rifugi, la tessera del pane, gli assalti dei partigiani, le rappresaglie dei tedeschi e dei fascisti repubblicani, l'inferno coperto di sangue del primo dopoguerra. E dico a me stesso: se l'hanno scampata i bambini come me, la scamperanno pure i bambini di questa infelice Italia di oggi. Con ciò noi ci salutiamo e per quanto possibile buon pomeriggio a tutti. Per traslocare ho scelto Grillo Antonio.